Tutto pronto per la seconda corsa, è una prova riservata ai gentleman in salchi a cavalli di 3 anni che non abbiano vinto 3.000 euro nella carriera. Prova in cui non c'è un vero e proprio favorito, i favoriti sono alternati un po' durante la giornata. Adesso sono favoriti alla stessa quota Gioca Spritz e Galaxy del Circeo quando la macchina inizia a muoversi. All'1 grazie a Big F, 2 Gioca Spritz, 3 Ganza, 4 Greg di Girifalco, 5 Galaxy del Circeo, 6 Glamour Run, 7 Guelfo Sì, 8 Gangster Zanna. Macchina che inizia ad accelerare, difficoltà in fase di allineamento per Grazia Big F che sta galoppando. Macchina che inizia ad accelerare, si prepara al lancio. Partiti con veloce Ganza al suo esterno, Galaxy del Circeo, si sistema in corda Greg di Girifalco, poi Glamour Run che è avanti a Gioca Spritz, quindi alla retroguardia Gangster Zanne e Guelfo Sì. Primi 200 metri iniziali da parte di Ganza in 14,8. Figlia di Pasha Lest ha preso la testa. Uno, grazie e ora F, guida squalificato. Liberamente al completamento dei primi 400 metri di corsa, passati in 31. Comunque una frazione abbastanza svelta per la leader, Matteo Zaccherini, che non ferma troppo in salchi alla leva di Gennaro Casillo, e completa così i primi 600 di corsa in 45,8 e si viene sotto alle tribune con Ganza 7, in vantaggio SI squalificato nei confronti di Greg di Girifalco, poi Galaxy del Circeo che sposta all'esterno a un giro dalla fine e Glamour Run, gli altri più indietro, 800 metri in 1,1. Ganza in vantaggio, Galaxy del Circeo che muove con decisione all'esterno, in corda rimane Greg di Girifalco, poi Glamour Run, si accelera ora in maniera decisa dopo il chilometro in 1,16,2 con Ganza che ribatte al primo tentativo di Galaxy del Circeo. I due sono nettamente avanti al resto della compagnia con Glamour Run che prova ad andare su Greg di Girifalco. 400 al palo. In vantaggio Ganza, frazione in 14,4, 1,36 numero in 4, 1.200. Greg di Girifalco squalificato. In netta evidenza Ganza nei confronti di Galaxy del Circeo, poi Glamour Run in terza posizione, la retta d'arrivo con Ganza che è chiara leader, Ganza che nel finale si stacca da Galaxy del Circeo che è nettamente secondo, al terzo finisce Glamour Run, vince Ganza nei confronti di Galaxy del Circeo e Glamour Run, 3-5-6 numeri, 1:15,5 il ragguaglio cronometrico. Matteo Zaccherini che porta al traguardo la lieva di Gennaro Casillo per i colori della scuderia rosso crociata. Successo della figlia di Pasha Leste, Marina di Pisa in percorso di testa, tutto facile per il numero 3 dello schieramento, Ganza e Matteo Zaccherini.